Mi fa piacere presentare brevemente Pier Enrico Zani, che da noi ha già svolto qualche conferenza, me ne ricordo una sull'alimentazione della Via della Seta, esatto, ferroviaria della Via della Seta. E oggi ci parla invece di Genova Green Blue, le facciate fotovoltaiche, nuove idee architettoniche. Perché le facciate fotovoltaiche? Beh, perché direi che, come si definisce lui, è il nonno del fotovoltaico, quindi mi fa piacere sottolinearlo. Faccio gli auguri. E in effetti è dal 78 in Ansaldo si è occupato proprio del fotovoltaico. Il 78 è tantissimo, cioè forse del fotovoltaico c'erano 10 persone a parlarne, ecco, quindi in effetti nonno a questo punto va bene. Non è no, certo, un gruppo, ma comunque diciamo che è tanto tempo, ecco, che le persone all'epoca non pensavano certamente a cosa sarebbe successo oggi nel mondo. Questa conferenza, mi preme sottolinearlo, è anche inserita nella prosecuzione del nostro seminario permanente sulla transizione energetica. Perché? Perché naturalmente parliamo di fotovoltaico, quindi anche se in un contesto architettonico, direi che è sicuramente all'interno del nostro... Esatto. Oggi proprio sentivo, perché casualmente ero a casa, sentivo le ultime novità sul fotovoltaico che ci ha riportato Diaspro in televisione dicendo guarda e gira, siamo sempre lì. E quindi insomma è una delle cose che si stanno guardando con grande interesse, anche se credo ci siano ancora dietro grossi problemi. No, meglio? Meglio? C'è. Dove le mettiamo? La burocrazia, ma quella è sull'eolico, su qualunque cosa si voglia fare, ci mettono i bastoni tra le ruote. Io non aggiungo altro, diciamo che è la prima conferenza di quest'anno nell'ambito del seminario permanente, ce ne saranno delle altre e lascio volentieri la parola a Zani. Buongiorno a tutti, mi sentite bene? Tenerlo così, va bene. Allora, di solito non so mai come cominciare. Comunque si comincia dalla prima slide e di solito lì cerco di metterci già tutto, cioè è un po' come sapete, se avete visto i vari filmati del Tenente Colombo dove si sapeva già chi era l'assassino, però poi per un'oretta circa fa le ricerche, dimostra e alla fine arriveremo anche noi. Qui ho messo due cose, ho messo un edificio che conoscete che è diventato fotovoltaico completamente e poi in alto a destra c'è un diagramma che è roba da fisici, io sono un fisico, qui di fisici ce n'è uno solo che è il mio relatore di tesi, quindi due, cioè, è giusto, tu ci sai anche tu. Che cos'è quello? È il diagramma di Feynman, quello che descrive il principio del fotovoltaico essenzialmente. Quel diagramma lì è in realtà un insieme di equazioni che ha scritto un americano, Richard Feynman, e quindi all'interno del Sole si hanno quelle reazioni. Gli elettroni si scambiano dai fotoni e finisce lì. Mi direte, vabbè, però se un fotone scappa dal Sole, arriva sulla Terra, dove va a finire? Beh, può andare a finire dove vuole. Può finire a scaldare l'ambiente, può finire su una foglia e produrre con amidi e glucosio, oppure va a finire su una cella solare e produce un elettrone, cioè gli dà un calcio essenzialmente. Quindi questo è il principio del fotovoltaico. Noi abbiamo quindi la possibilità di prendere tutti i fotoni che arrivano dal Sole e trasformarli in energia.
non vado oltre nella tecnica di come si fa, perché sennò poi diventa un po' un pasticcio. Comunque questo è il Sole. Questo è il Sole di un pittore piuttosto famoso, non vi dico qual è, così evitiamo, che ha di bello, l'ho preso perché ci sono tutti i raggi di vari colori. I fotoni che arrivano hanno colori diversi. Le celle solari non li prendono tutti. Quelli rossi, ad esempio, non li prendono. Prendono quelli blu, prendono e così via. Questo implica che le celle solari sono blu, perché devono assorbire i fotoni in arrivo e produrre energia elettrica. Però, dato che sono un tecnologo maledetto, oggi non vi parlo più di tecnologia, vi parlo di un'altra cosa. E vado a parlare di architettura. Io sono un fisico, quindi mi guardo bene da fare l'architetto. Poi ci sono in sala architetti importanti e quindi però ero rimasto abbastanza attratto da questi disegni di Antonio Santelia, che all'inizio del Novecento aveva progettato la città futura, gli edifici come centrali. Ogni edificio aveva la sua centrale. A quell'epoca si usava il carbone, quindi lui si era inventato le ciminiere. Vedete questo, ad esempio, c'erano già gli ascensori esterni. Vedete che c'è qua sulla destra c'è una centrale elettrica a vapore. Quindi poi purtroppo per lui è andato in guerra, come si faceva, purtroppo ai giovani a quell'epoca ci volevano andare, lui ci è voluto andare e c'è rimasto. Di Antonio Santelia cosa è rimasto? È rimasto che queste idee architettoniche sono state poi usate nel film Metropolis oppure nel film Blade Runner per dare un'idea di come potrebbe essere la città futura. Non sono delle belle immagini quelle di Blade Runner, però si riferiscono sempre all'edificio che diventa una centrale oppure che è indipendente elettricamente. Allora ho pensato con amici vari, uno è qua, l'altro mi ha detto che non verrà, ma non verrà perché lo conosco, e allora ci siamo divertiti a fare un progetto. Abbiamo preso il matitone che si presta a essere coperto di pannelli. Al posto di mettere i fascioni, quelli che ci sono adesso, che sono di granito, mi pare, e l'abbiamo coperto, abbiamo fatto i conti, e beh, viene un edificio che è autonomo elettricamente. Probabilmente, non so bene i consumi dell'edificio, però con opportuni risparmi, finestre doppie, mettere molte cose, luci LED, usare molto meglio l'energia dell'edificio. Questo edificio non richiede più l'energia dall'esterno, anzi, sabato e domenica, quando non consuma niente perché è un ufficio, sono uffici, lo può vendere ai palazzi vicini. Per inciso c'è già una legge che non è operante ma per giorni, settimane, che è quella che permette di scambiare l'energia e fare una cosiddetta comunità energetica. Quindi se lui produce, la dà al vicino, se per caso i vicini producono e non hanno consumo interno, la danno a lui che la usa di più. Tenete conto che questo, essendo un ufficio, dalle 8 alla mattina alle 5 del pomeriggio, poi mandiamo tutti a casa e risparmiamo corrente. E quindi funziona, benissimo. Quindi questo conto funziona perfettamente. Allora, come si dice, ho allargato un po' la storia. Però qui nasce subito un problema che è questo. Se vengo a parlare di coprire le facciate degli edifici, i tetti, nascono subito polemiche infinite di chi ha il tetto, di chi ha la facciata, la soprintendenza cosa dice. Allora ho detto, come sarà Genova nell'anno 2050, quando saranno andati tutti in pensione? Io poi nel 2050 ho deciso che non ci sarò, quindi state tranquilli. Quindi mi sono dedicato a capire quanta energia ha bisogno Genova, perché tutti parlano di transizione. Ma cosa vuol dire? Nessuno lo dice, nessuno fa i conti, perché sono conti che fanno tremare i polsi, ma si possono fare. Quindi ho provato ad affrontarli. Allora, cosa succede? Qui ho scritto alcuni dati. Nel 2050 le fonti fossili sono diventate marginali, un po' perché non ci danno più gas, o perché costa troppo, oppure perché è vietato per la CO2, perché non parlo di clima, parlo solo di energia. Poi
Le uniche fonti rimaste sono il sole e il vento, non c'è altro, a Genova. Gli edifici diventano autonomi energeticamente, oppure collegati in rete intelligente. Tenete conto che si può già fare. Tutta la tecnologia c'è. Chi dice che non c'è, sbaglia, c'è tutto. Basta chiamare i cinesi che ve lo fanno. Poi ho degli amici cinesi là in fondo che ridono e quindi... Poi ci saranno, come ci saranno? Ci saranno delle isole galleggianti in mare con pale eoliche e campi fotovoltaici e daranno l'energia primaria per la vita dei cittadini. Sempre nel 2050. Nel 2050 ho fatto il conto che siamo un po' meno, pardon, saranno un po' meno, 500.000 abitanti. I consumi energetici, secondo la notoria parsimonia genovese, tenderanno a 700 watt a persona ogni ora. È tanto o poco. Tenete conto che, poi vi faccio vedere, non vado nel dettaglio proprio profondo, perché è noioso, però vuol dire che, ho fatto il conto, che la vita in città non cambia assolutamente, solo risparmio. Ci saranno quindi metropolitana, Skytram dalla Valpolcevera, no, dalla Val Bisagno, ci saranno le acciaierie con l'idrogeno, ci sarà tutto. Non cambia niente. Però per arrivare a fare un conto ho detto 700 watt per persona. Attualmente tenete conto che l'italiano medio ne consuma 1000 adesso. Comprende tutto, almeno così c'è scritto su internet. Poi ci sono uffici del comune che hanno i numeri più precisi e si possono anche andare nei dettagli. I consumi generali e welfare stabili, non cambia niente. I trasporti e tutte le industrie sono elettrificate. Come del resto già sentivo Campora, l'assessore, che diceva che si sta facendo lo Skytram da Valpolcevera che è elettrico, il people mover del porto che è elettrico, risparmiare con i LED, quindi si va verso l'elettrificazione. Già gli autobus che vedete elettrici intorno per la città, già è un passo avanti, è un inizio. Però siamo adesso, nel 2050. Allora, ad esempio, per come si fa il conto se uno vuole divertirsi, allora io posso prendere i consumi finali italiani, cioè vari studi, purtroppo sono tutti messi in unità di misura balorde, giga tutto. Io li ho trasformati in kilowattora elettrici, non termici, elettrici. Perché elettrici? Perché anche il riscaldamento sarà fatto con le pompe di calore, perché è sbagliato usare i kilowatt termici per scaldare una stufetta. Meglio usare la corrente elettrica e fare la pompa di calore. Quindi se io uso tutti questi conti, viene che cosa? Viene fuori che ci sono circa 3.000 gigawattora. Vabbè, il numero giusto è questo. 3.000 gigawattora. È tanto o poco? Allora, vediamo i numeri reali. Allora, per fare mezzo gigawatt ci vuole una centrale turbogas. Una centrale nucleare ne fa 0,5 gigawatt. Se io le faccio andare per tutte le ore dell'anno, più o meno ottengo quella cifra che ho ottenuto. Poche parole, per Genova potremmo usare una centrale nucleare da 0,5 gigawatt, oppure 10 reattori da 50 megawatt. Però, francamente, sono una centrale da quelli che stanno studiando gli americani, sono, che ne so, è grande come il campo di calcio di Marassi, è una. Quindi in città ne dovremmo avere una Marassi, una Nervi, una in Albaro, una qua di Ferrari. Quindi francamente non penso che si faranno centrali nucleari a Genova. Uno mi potrebbe dire le facciamo a Cuneo. Sì, ma quelli di Cuneo non sono d'accordo di fare loro le centrali nucleari per noi. Quindi noi dobbiamo arrangiarci. Quindi non avremo gas e non avremo uranio. Tra parentesi, nel 2050 sarà finito sia l'uno che l'altro, quindi non vedo problemi. Se io volessi usare il solare e l'eolico, io devo mettere in campo 2 gigawatt di solare
poi vi dico quanto è, e 2 gigawatt di eolico, di pale eoliche. Con quei due sistemi, con 2 più 2, io solarizzo tutta la città, cioè, perdono, energizzo tutta la città, ottengo per le ore di uso, ho fatto il conto di quanto vento c'è, a parte che un po' un problema, perché il vento è più ballerino del sole. Il sole praticamente lo sbagliamo a poco per cento, il vento può avere dei begli sbalzi. Cosa manca ancora? Perché qui non ho tenuto conto. Manca la potenzialità fotovoltaica degli edifici. Cioè io fino a qui non ho fatto il conto di cosa fare sugli edifici. Ho letto che proprio in questi giorni c'è un survey della città con i droni per vedere le superfici dei tetti disponibili, eventualmente disponibili. Ho parlato con Foss dell'università, mi ha detto guarda, ci saranno quasi 10 km quadrati di tetti disponibili. 10 km quadrati sarebbero già a metà, sono 1,6 gigawatt. Vi dico su 10 km quadrati di tetti, però anche qui se uno fa il conto a lei, sembrano numeri dell'otto, ma poi come si fa a realizzare queste cose? Quindi è un problema, perché un conto è dire metto delle isole galleggianti in mare, oppure delle paleoliche in mare. Si si fanno tranquillamente, cominciano adesso, però occupano spazio. Diventa... Quanto è grande? Un fotovoltaico occupa, vabbè, 40 km quadrati, 2 gigawatt circa. E l'eolico ha bisogno di 200 torri eoliche da 10 megawatt. A questo punto bisogna vedere dove le metto anche le pale eoliche, perché parlavo l'altra volta che c'era Agostini, che è l'ho invitato, ho detto dai facciamo polemica, che lui mi diceva si vedono, ho detto sì, ma a 20 km di distanza non si vedono, perché saranno alte 2 millimetri. E lui mi ha risposto, ma se vado a Righi le vedo. Vabbè, allora se tu vuoi proprio cercare la rogna, è fatta. Sì, E allora, quindi, poi ci sono le batterie, lasciamo perdere. Quindi bisogna proprio usare gli edifici in maniera intelligente. E qui, scusate, sono idee mie, poi bisognerà discuterne con un sacco di persone. Vabbè, qui un esempio di un impianto solare, questo è su un lago, a dire la verità, però si può fare tranquillamente anche sul mare. Non sono fatti così, sono fatti come pontoni, cioè stare un po' più alti per via delle onde. Comunque stanno cominciando a fare anche quelli. E questo è un esempio di un campo di paleoliche da 10 megawatt, adesso le fanno anche più grandi. Queste non so se sono galleggianti, non ho la foto stanno cominciando a farli adesso. Questi ma potrebbero essere anche galleggianti perché fanno un grande pennone sottomarino che quindi le onde poi non gli danno molto fastidio. Comunque questo è l'eolico. Tenete conto che poi da qua ci vuole un cavo per portarlo a casa. Quindi... Gli edifici. Allora, qui arriviamo a parlare degli edifici. Questa è Genova, lo vedete. Quindi ci ho messo un po' ci ho messo 2 o 3, ma adesso provo a fare qualche esempio reale, perché bisogna che ci capiamo un pochino. Allora, ad esempio, se guardate, questo è l'edificio dell'MSC, quello blu. Ecco, quell'edificio non è fatto con i pannelli fotovoltaici, però potrebbero essere, perché sono blu i pannelli fotovoltaici. Tenete conto che so quanto sono costate quelle vetrate e costano il doppio dei pannelli fotovoltaici. Quindi quando l'hanno fatto era diverso, era forse un po' presto. Quindi poi quella è la caserma che mi piace tanto perché ci stanno tanti pannelli sopra, ma ora faremo i disegni. Ad esempio, vediamo questo edificio. Qui siamo in Corso Europa. Se tutte quelle facciate rosa, io ci metto i pannelli e diventa blu. Non l'ho fatto perché non sono capace a fare... Questo edificio in un anno farebbe 60.000 kWh annui. Non dico che è il consumo di tutto l'edificio, ma quasi. Quindi questo edificio potrebbe in gran parte essere autonomo. Potrebbe però, unito agli altri, potrebbe andare bene. Però questo edificio, come vedete, ha un tetto spiovente di ardesia e francamente andare a mettere i picchetti nei pannelli, nelle ardesie
Io ho una casa con le ardesie e non ce l'ho messa, ecco, in poche parole, perché mi dà fastidio. Questo è un altro edificio. È bello, brutto? Non lo so. Adesso c'è una legge che permette anche di mettere i pannelli sulle ringhiere, sui balconi. È un progetto di origine tedesca. Il governo tedesco ha stanziato 1,5 miliardi per un progetto che si chiama Balkonen, tanto per dire, e quindi si fanno dei pannelli adatti a quelli sono quelli normali. Quindi questi palazzi, più le facciate, questo diventa autonomo. Non devo pagare più la bolletta, devo spendere per farlo, devo mettere la pompa di calore, magari sotto i pannelli ci vedo già un bel cappottino, cioè che ci sia, intanto il pannello devo tenerlo lontano dalla parete perché deve respirare. Questo è uguale. Questo addirittura c'ha anche delle facciate che prendono il sole da una parte e dall'altra. Questo è quello di un amico. Lui sta facendo i conti per fare questo edificio. E alla fine gli ho detto, scusa, ma perché non metti i pannelli su quelle facciate gialle? Praticamente tu risparmi la bolletta. Invernale all'80% ed estate 100%, con l'aria condizionata e tutto quanto. Invece di fare quello stupido 110% che alla fine è una pittura. Tanto vale che ci metto i pannelli. Guardate questa è la caserma dei carabinieri di Sturla. Non è granché come edificio, bello quadrato, una scatola, però c'ha un bellissimo tetto, guardate che bel tetto che ha. Ecco, questa è veramente una centrale elettrica, perché già da solo la facciata sarebbe sufficiente, perché poi penso che non si abbiano un gran consumo. Più il tetto, questo dà energia a 2 palazzi vicino, tranquillamente. Già vicino ce n'è un altro. Allora ci sono casi proprio, i tetti di Genova sono tanti. Guardate, questo edificio, ad esempio, prende il sole poco. Quindi mettere i pannelli in facciata o sui balconi non rende niente. Però, se lo guardo dall'alto, è tutto piano. Sono 500 metri quadri. 500 metri quadri di solare sono 100 kW, se riesco a metterci di bene. 100 kW, fatto il conto, preso i costi dell'amministratore, viene fuori che loro possono usare una pompa di calore e scaldarsi l'inverno. D'estate poi possono fare quello che vogliono. Qui però nasce subito l'inghippo. Allora, ho chiesto tramite un'amica architetta in comune cosa si può fare. La risposta è stata: si può coprire tutto il piano di pannelli, però non si devono vedere. Che mi sembra tanto come le tette, piace tanto ai bambini, ma non si possono vedere. Quindi siamo lì. Cioè, che discorso è? È un discorso che a noi del fotovoltaico ce lo dicono da 30 anni. Quando è che andranno in pensione? Nel 2050 non ci saranno, non lo so. Oppure se si può fare, si può mettere basso, però tra camini, cose varie, se poi c'è una perdita, cosa devo fare? Tirare sui pannelli, viene un pasticcio. Invece potrei fare una bella veranda sul tetto, dove sopra ci posso mettere giardini, sedie, posso giocare a ping pong, posso fare quello che desidero, posso fare un sacco di cose. Subito sicuramente l'Agenzia delle Entrate mi direbbe sì, perché ci aumenta il valore catastale dell'edificio. Però l'edificio prenderebbe valore. Tra parentesi, altro problema è che adesso la Comunità Europea ha detto che entro il 2030 gli edifici di classe inferiore a D non si vendono più. Però un edificio senza nessuna attività, cioè senza nessun cappotto, magari con i vetri doppi, quello sempre, e l'impianto da 100 kW sul tetto diventa di classe A, B, perché non consuma più niente, non emette energia, non chiama energia dalla rete, oppure ne chiama un po', vabbè, diciamo che è un D, un C, quindi sarebbe già in regola perfetta. Quindi il patrimonio edilizio va rivisto in funzione energetica, è inutile pensarci. E qui sta a chi?
al gusto delle persone, al gusto dei burocrati, alle leggi che potremmo fare, agli architetti che devono avere nei futuri disegni tener conto di questo fatto, perché è fondamentale. La vera transizione energetica è sì le pale eoliche in mare, e vabbè, costano un botto, però se li metto sui tetti già i cittadini cosa fanno? Uno dice, Brandi, il tetto, se consumo troppa energia non ce la facciamo, allora si fanno le lavatrici di giorno, non si fanno di notte, oppure risparmiamo, oppure ci si pensa di più, si diventa, diciamo, più sobri di quanto già sono sobri i genovesi, in maniera che sia quindi facilitata l'idea di risparmiare, di fare. Questo stiamo facendo il filmato, non ce l'ho, vabbè, peccato. Il filmato qui permetterebbe, e viene tanto. Tra parentesi, non è che peggiora l'edificio perché è così, quindi facciamo tutto blu, sopra, sotto, da tutti i lati, ce ne sta a non finire. Quindi poi chiaramente uno poi si può divertire, mette le verande. Ecco, questi sono i pannelli trasparenti che dicevo, sono questi qua. Quindi quei pannelli si possono fare con le celle un po' più larghe ancora, però meno celle ci sono, meno energia producono. Quindi bisogna fare un bilancio. Ecco. Quindi tante possibilità possibili. Cosa si fa in città? Perché poi sempre non mi sto lamentando, si sta facendo, e quello è bello. Infatti l'assessore Campora, ho visto l'intervista, quindi ho detto, guarda un po', che è vero, nuovi autobus elettrici, che li vedete. Tra parentesi, rendono inutili tutti i cavi, i fili aerei che ci sono in città e tutte le... Cioè, cambia parecchio, perché uno carica l'autobus di notte o di giorno se non lavora e di giorno gira tutta la città. Fine, finito. Quindi quell'energia ce l'abbiamo. Poi c'è il Skytrain da Valpolcevera. Lì ho guardato il progetto. Com'è? Quello sì, da Val Bisagno. E beh, ho fatto il conto, ci hanno messo nel disegno dei pannelli, poi bisognerà, non lo so, perfezionare, sarà una specie di copertura sopra i pannelli e sopra ci stanno 3 megawatt. 3 megawatt non sono pochi, probabilmente lo Skytram va a sole, tranquillamente. Tra parentesi, poi non so se lo sapete, lo dico perché sembra che sui giornali non si scriva mai niente. Attualmente in Italia i treni, tutti i treni, tutte le metropolitane vanno a energia solare. Non lo dice nessuno. Perché? Perché in realtà loro consumano 4 gigawatt, i treni italiani, ogni ora 4 gigawatt. E abbiamo solo di solare 24 gigawatt installati. Quindi di questi qua, 24 gigawatt, quando c'è il sole, che di giorno c'è, e quindi producono elettroni che in parte anonimamente vanno a finire nei treni. Quindi l'Italia è molto avanti in questo, quindi non vedo problemi. Tipo Mover, aeroporto Ardelli, stessa cosa, elettrificazione portuale. Tutti i capannoni del porto sarebbe interessante. So che ci sono dei progetti ancora, però come sempre ci vogliono i soldi, le palanche, perché il fotovoltaico e l'eolico non è come la centrale elettrica a carbone che costa poco e poi costa tanto continuamente. E il solare va pagato subito, oppure si fa un mutuo 25ennale. Poi c'è il monitoraggio aereo di oltre 50.000 tetti. Un altro conticino che ho fatto, questa è una polemica. Avete sentito parlare della funivia verso Monte, che va su in cima al Ponte Sperone, al Forte Sperone. Beh, costa 50 milioni. Begato, ci costa 50 milioni. Con 50 milioni, se me li date, io solarizzo 100 edifici dal lagaccio. Li ho guardati, sono tutti tetti piatti. Li metto tutti in rete, questi qui sono contenti come Pasqua, non pagano più la bolletta e non hanno più qualcosa che gli passa sulla testa. Vabbè.
Poi c'è l'Università di Genova, ha fatto un po' di conti e vengono fuori quella cifra che avevo detto dei 10 km quadrati di tetti disponibili, però è stato fatto a spanne. In realtà bisogna guardare edificio per edificio, perché a parte gli edifici storici, meglio non toccarli, anche se è possibile sostituire le ardesie con delle tegole di vetro che fa la Tesla, però non li vende per motivi, non ho capito. Ho cercato di comprarli, di farli installare, ma mi hanno detto che no, perché non si fidano delle cause, perché gli americani hanno sempre paura che poi se non va bene gli fanno causa, no? Dato che la Tesla è ricca, le cause si fanno volentieri per gli avvocati. Vabbè, quindi tenete conto che questo studio dell'università, oppure questo studio fatto con il drone, è già stato fatto 15 anni fa a Vipiteno in Alto Adige. Io sono trentino di origine, quindi sono informato dai fatti. Comunque è interessante. Ecco, questo è il filmato del Matitone. Ho un amico che si diverte a fare, cioè no, professionista. Ne faremo uno simile per il monoblocco. Naturalmente li abbiamo messi anche sul tetto, ma quello non si vede. E li abbiamo messi anche dietro, perché anche a nord in realtà non è mai sempre nord-ovest, nord-est, quindi un po' di sole c'è sempre. Beh, poi ci ha messo il gabbiano che dà un'idea. Sì. Blu Genoa, sì, Blu Genoa. Tutti questi edifici qua potrebbero essere rivisti in Bologna. Questi non so, cioè, gran parte degli edifici che fanno ancora adesso. Vorrei capire come mai i committenti non fanno i conti economici. Non so. Perché un edificio che non consuma energia, quanto vale di più? Basta fare il conto, per 30 anni producono 100.000 euro, per 30 anni la marca di denaro. Uno si paga l'appartamento, la casa, l'edificio, ha senso, però non si fa. Box Dramas in deserto, mi spiace, è 40 anni che spingo, 40 anni che spingo il solare, faccio, mi diverto, però ho fatto fabbriche, qui ci sono persone che hanno lavorato con me qualche anno fa a fare la fabbrica e quindi se volete vedere le celle ce l'ho qua, se avete domande di... Esatto, grazie. Si sente? Sì. Io presumo che ci siano una serie di domande. Ho già visto Giulio. Grazie. Senti, è tutto molto bello quello che hai fatto, ma siamo genovesi. Parliamo di soldi. Ah, ecco, mi sono dimenticato, lo tocca, Perché, hai ragione. perché è la cosa Sì, 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 importante. fermo Cioè, lì, fermo lì. parliamo di soldi e se mi permetti ti chiedo anche di capire cosa sono i costi di ammortamento, perché Sì, dopo un po' certo, di tempo le celle vanno cambiate. sì. Ti ringrazio. Sì, no, giusto, allora, c'era un paio di slide dove parlavo di palanche. L'ho tolta perché così qualcuno me la domanda, ho detto chissà. No, ma allora fai conto che se torno indietro, vediamo un po', aspetta, si può tornare indietro. Vabbè, quegli impianti, quei 4 gigawatt di roba là che avevo descritto, vengono a costare 9 miliardi di euro circa, ma a prezzi di adesso, non ho fatto riduzioni di costi future, cioè tu li ordini adesso, se arrivi con 9 miliardi, c'è un sacco di gente che viene a fare. Li devo tirare fuori, devo fare un mutuo bancario. Fatto il conto, allora questi impianti durano 30 anni, 40, non di più, poi bisogna rivederli. Bene, faccio un mutuo di 25, così tutto il resto poi è guadagno. Su 25 anni, se fai il conto per ogni cittadino, in un anno, ogni anno sono 750 euro per persona.
Però questi 750 euro per persona in realtà vanno divisi poi diversi, perché sono i consumi per la città, cioè per i cittadini, ma è compreso metropolitana gratis, autobus gratis, gli acciaierie che funzionano, gli riscaldamenti a pompa di calore, tutto quanto. Quindi in realtà il cittadino ne pagherà 200, 100, non lo so, all'anno di questo mutuo 25 anni. La manutenzione degli impianti, beh, il solare ogni 10 anni richiede il cambio degli inverter, che però è un 2% del valore. Le pale eoliche 25 anni dovrebbero durare. Oltre mi sa che bisognerà sostituirle. C'è però un problema grosso. Sì. Il problema è, oltre le pale eoliche, oltre Sì. c'è tutta una serie di mini impianti di distribuzione dell'energia e c'è l'immenso problema dell'immagazzinamento. Ah, no, sì, avevo messo... Sì, avevo messo 500, non mi ricordo più quanto erano, 500 megawattora di batterie, che costano 500, 1 miliardo di batterie in più, a costi attuali. Questi si può già. Dopodiché tieni conto che ogni edificio, questi 500 milioni di batterie sono distribuiti anche nelle case, quindi ognuno produrrà la sua energia, se la tiene, la dà al vicino. È tutto, non è già fattibile, bisogna cominciare. E la legge della comunità energetica funziona così, proprio scambio, produzione e scambio. Comunque. Ho cambiato la mia domanda in corso, quella attuale è, ma tu per Genova intendi quale superficie dell'ente territoriale, ovvero cioè si parla di Genova quella comune, che Genova provincia, Genova città metropolitana? Fai la domanda, 550.000 abitanti. Ok, grazie. Circa. No. Tenete conto che sono numeri, sono estrapolazioni, quindi, ma la realtà dei fatti è questa, non c'è altro. Ci sono altre domande? Io ho distrutto. Io avevo una curiosità perché questo speech effettivamente è stato interessante e anche molto, come si può dire, in una visione molto ottimistica per il futuro. Sì. Però un dubbio viene, nel senso che adesso, nella situazione che abbiamo adesso, le fonti alternative, lo suggerisce il nome, sono alternative. Quando non funzionano c'è qualcosa di tradizionale che le sostituisce. Certo. Ora, volendo anche ammettere, facendo proprio invece una visione pessimistica, che il rendimento rimanga quello che è adesso, e invece mettiamoci anche l'aspetto ottimistico che con l'utilizzo di queste fonti diminuisca l'utilizzo diciamo, di quelle tradizionali e quindi durino di più. Però arriveremo a un punto in cui, secondo quella previsione che è stata fatta, non abbiamo alternative. Ma potrebbe esserci un po' di gas ancora, sicuramente. Però comunque... Sì, certo. Allora, la domanda è... C'è anche l'idraulico, non dimentichiamo. Ma a Genova non c'è. Ok. La domanda è quindi, basterebbero le fonti, diciamo, nuove a coprire il fabbisogno o cosa succederebbe nel caso in cui per qualche ragione non dovessero essere sufficienti? Cioè, che alternativa abbiamo? Nel senso, questo è un investimento, non so se, non vorrei essere il solito genovese che mugugna, però noi dobbiamo partire per un investimento importante, dobbiamo andare in una sola direzione, d'accordo? Certo. Questa direzione però potrebbe risultare vincente oppure no. Se non ci creiamo delle alternative, è questa la domanda in realtà. Certo. Un'alternativa sicuramente sono il gas, avanti di gas che possiamo comprare in giro per il mondo. Non c'è problema, quello probabilmente. Però se mi chiedi il nucleare ti dico già che quello non è un'occasione fattibile. La cosiddetta fusione nucleare è ancora peggio, perché qui c'è un fisico che conosce bene la cosa. La fusione nucleare usa trizio, e il trizio, un chilo di trizio non so se costa 1 miliardo, non ho la minima idea, forse non c'è nemmeno. E in più la fusione parte a temperature di 100 milioni di gradi e poi questa energia
per far bollire l'acqua, far andare le turbine dell'ansaldo. Non è fattibile. Quindi veramente non ci resta altro che qualche turbogas di riserva. Basta. Quello sarà. Non si può scappare dalla cosa. Bisognerà pensare bene, usare tanto bene le batterie, studiare tante situazioni, però non ci scappa. Ma non c'è alternativa anche per un altro, che la temperatura è già salita di 1,5 gradi. E No. se noi continuiamo ad usare fonti fossili, sale Certo. almeno di 3 gradi. E lo sappiamo dall'estate scorsa cosa vuol dire. Certo. Infatti io non ho voluto parlare di clima perché secondo me quello è l'obbligo generale, ma però già a pensare con quello che abbiamo in mano, con quello che possiamo fare, che bisogni abbiamo, la transizione non posso sbagliare di tanto, sarà più o meno così. Certo, posso sbagliare in più o in meno, ci saranno delle batterie più furbe, non so, useremo le batterie, adesso si usano le batterie a gravità, potremmo usare l'acqua di mare per raffreddare la pompa di calore delle case vicino al mare, si può fare un sacco di cose interessanti che potrebbero rendere la vita normale, però ci vogliono dei watt e i watt si ottengono con le celle solari e con le batterie. No, le batterie, paleoli. Volevo chiederti, per quanto riguarda lo smaltimento poi dei pannelli solari. Sì. Allora, già adesso quando uno compra un pannello solare paga, mi pare, 2 euro in più per il futuro smaltimento. C'è una ditta che si farà carico di prenderli. Questi pannelli, dato che sono di vetro, sono un po' come i vetri delle automobili. Quindi già adesso ogni anno penso che si rottamino in Italia 100.000 automobili, non so quante sono. Fate il conto tutti i vetri delle automobili vengono riciclati. Si sta studiando di recuperare il vetro, chiaramente, la cornice che è di alluminio, l'argento che è sulle celle, quello si recupera tutto, il rame che c'è sopra si recupera, rimane la cosiddetta plastica, l'incapsulante. Attualmente si usa un incapsulante che bisogna purtroppo bruciarlo. Vabbè. Però si sta studiando un incapsulante che chimicamente con sistemi di Soxhlet si possono ridistillare e forse riusare. Questo si può fare. Le pale eoliche fino adesso sono un gran problema perché sono di fibra, di vetro, e non sanno cosa fare. Le hanno sotterrate per adesso. Però stanno studiando anche di cosa fare. Questo è un problema grave. Scusa, volevo chiederti qual è il trend negli ultimi anni, il trend di resa per superficie dei pannelli solari e i costi, anche perché noi stiamo vedendo 2050, vorrei capire nei prossimi anni quanto dobbiamo spendere. Cioè, oggi tu hai fatto una fotografia. Sì, allora la situazione attuale è questa. In questo momento, quest'anno, verranno installati 350 gigawatt di fotovoltaico e poco meno di eolico. 350 gigawatt di fotovoltaico, una centrale elettrica nucleare è 1 gigawatt. Però funziona anche di notte. Il solare non funziona di notte, quindi bisogna fare i conti delle ore di sole. Tenete conto quindi che questi 350 gigawatt di solare corrispondono, diviso 5, 7 per 5, a 70 centrali nucleari, circa, che non vengono costruite, non si faranno più. Si usa il solare, che ha di bello che è distribuito, lo metto sui tetti, sulle facciate, io vorrei mettere un po' dappertutto perché mi piace. Quindi il problema non c'è. In questo momento in Italia si sta facendo una fabbrica da 3 gigawatt a Catania, lo so perché ci traffico, però nel frattempo gli amici cinesi fanno fabbriche da 50 gigawatt e io non so cosa farci. Sono bravi e si danno da fare. Però per l'Italia 3 gigawatt sono già buoni, ecco. Poi puoi fare domande? Io ho trovato... l'ha chiesto. I pannelli attualmente costano circa 20 centesimi a watt. Si chiama attualmente il pannello si dice watt, poi bisogna moltiplicare per le ore che sta il sole, c'è tutta una serie di regole.
A Genova, ad esempio, un watt di celle ne produce in un anno 1200, 1300 circa. A Milano 1100, in Germania 900, in Sicilia 1500. Quindi il costo, cioè, bisogna fare questi conti qua. Comunque il costo del solare attuale, secondo me, più basso di così non sarà, per via del vetro, alluminio, tutto quanto. Ma scusa, una domanda. Giulio, Un pannello da un watt quanto rende in un anno? Questa cella, questa, che è 2 watt, perché a quell'epoca eravamo scarsi, ne produce 2400 watt, messa al sole. Ogni ora 2 watt. Se uno fa il conto delle ore giuste, valide, viene fuori... No, non è tanto. No, perché purtroppo ho detto all'inizio, da fisico, che non tutti i fotoni hanno l'energia giusta. E quindi quelli li perdo, fanno solo calore. Non posso trasformarli in energia. Cioè gli elettroni nel silicio non si muovono se non gli do un calcio giusto, ecco, altrimenti non funziona. L'efficienza di questi pannelli si dice che scende qua là. La realtà attualmente è 24% industriale. Industriale intendo macchine che escono 4.000 fette all'ora, cioè tipo mitragliatrice. E quindi questo è il livello ormai è questo. Sotto non penso scenderanno. Grazie molte. Io penso che l'Accademia valuta le conferenze in modo proporzionale, quadratico alle domande che vengono fatte. E in questo senso hai battuto tutti. Ma se hai una domanda falla anche di critica, perché... Ecco, ma la mia domanda è specifica e operativa, e cioè che cosa possiamo fare per farti nominare ministro delle infrastrutture? Purtroppo ho l'età avanzata. No? È una domanda inevitabile. Il rapporto... Mi rifiuto. Non sono un politico. No? Poi ti spiego. Una domanda inevitabile. Il rapporto tra i pannelli, il colore dei pannelli e l'architettura. Sì. La qualità dell'architettura, sì, da una certo. parte. Dall'altra i problemi dei centri storici. Certo. E dei edifici monumentali. Sì. Genova ha le facciate dipinte, no? La Genova non le tocchiamo. Sì, sì. Sai che sono d'accordissimo, sono anche d'accordo che bisogna che ci sia un piano comunale e regionale che dica chiaramente quali sono i luoghi dove si possono mettere i pannelli e certo. come si devono mettere, studiarne anche il rapporto col paesaggio, arriva la domanda importante, e i pannelli però sono vincolati dal colore blu, sì. cioè diventa tutto blu. Genova blu, l'ho scritto. La Liguria blu, il Piemonte blu, l'Europa blu, sì. la Cina blu. Allora, scusami, non è una battuta. Certo. Ecco, come affrontare la qualità dell'architettura cercando di superare alcuni vincoli che tu hai detto sono inevitabili perché i fotoni sì. non è che ce li possiamo inventare? Si può fare, qualcosa si può fare. Sì, vabbè, ma anche a me piace il blu, però capisco cosa dice l'architetto Spalla. Tenete conto che allora noi possiamo, i vetri dei pannelli possono essere serigrafati con tante belle palline davanti che lasciano passare e mettiamo 50% di luce che va sulle celle sotto. Poi i pallini li posso fare colorati, posso farli cangianti. Quindi alla fine ho dei pannelli che producono la metà, però hanno colori diversi. Quindi quello si può fare. Non... Allora, impongo il materiale perché allora, negli anni, nei miei anni, i pannelli li ho fatti con tanti materiali, tra cui il policarbonato, quello costoso. Non regge la grandine. Non regge 50 anni, cioè un vetro
regge 50 anni tranquillamente. Ah, sono vetri temperati questi, cioè sono vetri speciali con alta trasparenza, cioè è una cosa, è un vetro speciale. Una volta quando facevamo i pannelli con loro, che eravamo in fabbrica, non c'erano, dovevamo comprare i vetri delle finestre. Era un po' doloroso a quell'epoca. Adesso c'è tutto. Però, ripeto, per cambiare il colore dei pannelli posso dipingerli, quello sì. Si fanno anche le celle con colori diversi, però sono brutte. Preferisco, tanto perdono comunque l'energia, tanto vale dipingerli, farli anche variegati, cangianti, no? Si può fare con la serigrafia, ci sono delle vernici particolari frontali che vanno benissimo. Quindi non c'è problema. C'è il problema che un elettricista mi dice, ma Belandi, qui buttiamo via un sacco di energia. Vabbè, ragazzi, sciusciasciu lì non si può, o l'uno o l'altro. Però comunque si può fare. Poi un'altra cosa per l'architettura, gli edifici, tutti questi pannelli purtroppo sono di vetro, piani e scuri, o di colori, vabbè, speriamo bene che li accettino blu. Ma sono fatti così, quindi qualsiasi struttura deve tenerne conto. La grammatica del fotovoltaico per l'architettura implica che i pannelli siano fatti così. Tutte le volte che leggete che sono i pannelli flessibili, non funziona. C'è la legge di Ohm che, vabbè, qualcuno lo sa cos'è, lo vieta, non funzionano. Oppure ci sono i pannelli sottili. C'era un altro che ha detto, li mettiamo sulle finestre. Ma cosa vuol dire? Tutte le volte che apro una finestra rischio la folgorazione perché vanno in corrente continua. Cioè, la sicurezza non lo permetterebbe. Quindi i pannelli sono quelli lì, non c'è niente da fare. Basta. Il mondo blu oppure cangiante in certi casi, sì, certo, ma non potete scappare. Non si può. Sì, dipinto di blu, il blu dipinto di blu. No, scusa un attimo, in realtà sono rimasto un po' sorpreso facendo dei conti in croce. Se non sbaglio, diciamo 1 chilometro quadrato. Non fare quei conti lì, non si fanno. Lo fanno i fisici, ma non servono a niente, perché poi devi dire, i pannelli dove li metti? No, ma aspetta. 1 chilometro, volevo chiederti... 10 chilometri quadrati sono 1600 megawatt. 1 gigawatt. No, ma diciamo, grosso modo, avevo fatto il conto che 1000 chilometri quadrati che ho trovato in internet, ma ho anche provato a fare i conti guardando, diciamo, le vecchie cartine del Turing o diciamo, Google Earth, grosso modo possono essere dell'ordine di 1000 chilometri quadrati la superficie dei tetti in Italia. Se non sbaglio, avevo fatto il conto che 1000 chilometri quadrati di tetti, che quindi si danno fastidio solo dall'aeroplano, insomma, dal punto di vista non è vero. estetico. Quelli della soprintendenza dicono che non si devono vedere. Però diciamo, e poi comunque questo è da vedere che cosa succederà con l'Unione Europea, che aveva già e ora stanno discutendo in Parlamento, e quindi quella cosa che si diceva che era solo una proposta della Commissione Europea di obbligare a coprire i tetti dei nuovi edifici con pannelli solari, presumibilmente diventerà un regolamento o una direttiva, perché di questo stanno parlando proprio in questi giorni, diciamo, al Parlamento europeo. Detto questo, mi pare che in realtà 1000 chilometri
1000 chilometri quadrati di superficie di tetti o terrazze possa dare sostanzialmente, tenendo, io facevo un conto forse pessimista, 1000 ore l'anno, è l'equivalente di 1000 ore l'anno, in forse Italia 1200. al sud forse anche 1500, cose del genere. Viene fuori che tutto questo coperto da pannelli viene fuori 300 terawatt ora all'anno, e il che vuol dire che attualmente, se non ho guardato male, è 320 terawatt ore il consumo elettrico attuale. Se non ricordo male. Però ti fermo, perché questi conti generali lasciano un po' il tempo che trovano. Dobbiamo andare localmente. Qui siamo a Genova, facciamo il conto per Genova. Certo, perché altrimenti diciamo allora, la cosa che è preoccupante. Ti faccio cosa succede? ti aggiungo un altro progetto che abbiamo in testa con un amico che oggi non è venuto. Ma allora, le autostrade sono 12.000 chilometri. Abbiamo fatto un conto di coprirle con un tunnel, come c'è per andare qua a Sestri, ci sono quei tunnel antirumore, li copriamo di pannelli, viene 12 gigawatt. Di coprirlo tutto, 12 gigawatt. Questa energia... Ah sì, vabbè. La tua si poteva fare. I tedeschi, scusate se io, essendo mezzo crucco, parlo tedesco, quindi non ditelo a nessuno. I tedeschi stanno già facendo delle autostrade con i fili e i tir, con i captatori di energia che vengono su e giù. Quindi hanno fatto gli autotreni a batteria, che hanno un'autonomia di 50 km, che quando sono in autostrada tirano su il tender e vanno. Ho fatto il conto che con questi 12 gigawatt noi possiamo permetterci di far andare ogni 300 metri un tir, uno di qua, uno di là, 2, tranquillamente. Quindi le autostrade sarebbero di nuovo non generatrici di energia, ma se lo consumano, perché il traffico, se no, qualcuno lo deve fare. Ecco, quindi questo è un altro progetto. Poi che quelli di autostrade, i bisticci non lo so, non mi interessa, prima o poi lo faranno, perché i tedeschi lo stanno già facendo, quindi qualcuno penserà, oppure verrà un tedesco a dire fate così, come spesso però succede. scusa, diciamo, per i costi volevo chiedere se è sbagliato il conto che per ogni watt installato costa dell'ordine di 2 euro, di cui 1 lo mette lo Stato, grosso modo. E quanto può essere... No, sono chilo, no, è diverso. Hai le cifre un po' sballate. Bisogna vedere. No, ma anche, diciamo, da questo, vedendo quali sono i prezzi, diciamo, delle cose, diciamo... Un sistema di 3 kW. Un sistema di 3 kW. 3 kW. Attualmente costa installato 5.000 euro. Certo, quindi sono 2 euro, circa 2 euro a watt, e quindi torna. E la domanda è, grosso modo, si può dire che l'avere la batteria di litio può costare dell'ordine di 1 euro a watt? No, si fa a wattora e costa 100. Il che vuol dire che con 3 euro a watt, quindi con 300 miliardi di euro sul pubblico, si sostituiscono tutte le centrali. No. Che diciamo quest'anno magari per 30-40 miliardi all'anno, diciamo, basta investimenti pubblici di 6-7 anni perché risolvere la questione, o sbaglio? Un po' di più, ma hai ragione.
uno dei punti... È acceso, è acceso. Sì, complimenti, molto interessante. Vorrei sottolineare però un aspetto di questa presentazione che secondo me è il più importante. Cioè stiamo parlando per la prima volta in maniera concreta della modifica del modello produttivo dell'energia. Cioè passiamo da una produzione di energia centralizzata ad una produzione di energia decentrata. Questo è il punto fondamentale della sfida ed è la sfida dei prossimi anni. L'Europa sta lavorando su questo, la normativa sta cambiando, si stanno definendo quali sono le cabine alle quali eventuali comunità energetiche si possono collegare. Già adesso si può fare. In Germania sono molto più avanti. E a questo punto veramente la sfida, perché non è tanto il futuro della fusione, ma il futuro delle comunità energetiche che risolverà i problemi nei prossimi 30 anni. Cioè se piccoli comuni, condomini, piccole città, dei quartieri riescono a produrre e a consumare, quindi pro-consumer dicono, questa è la grande rivoluzione che stiamo avviando. E allora, questa è la grande, sulla quale siamo impegnati tutti, perché a questo punto diventeremo tutti, nei diversi luoghi, responsabili della produzione dell'energia. No, ma questo è il punto, secondo me, più importante di questo tipo di temi. Grazie e complimenti. Chiudere fossili, che non è uno scherzo, ci sono le lobby mondiali. Grazie a tutti. Scusate, ma c'è un ordine, le persone alzano la mano, non parlate liberamente per favore, perché sennò non ci si capisce. Visto che una delle cose di cui Genova è ricca è il vento, ha calcolato nel suo studio anche l'integrazione tra il solare e l'eolico verticale urbano? No, perché non ce n'è. Infatti, non abbastanza. Perché, ve ne spiego io, si è parlato molto di fare eoliche sulla diga polare. Ho guardato che ho un amico che vende fare. Ormai all'età mia siamo tutti tipi, ma ha fatto i conti, ha detto avreste 10 giorni all'anno di energia, per il resto le paleoliche sarebbero ferme. Quindi non c'è problema, sì, ma comunque non c'era vento, non c'è vento, ma proprio non ce n'è. Per avere vento decente, che poi bisogna andare a 20 km al largo lì, Caponoli, Voltri. Purtroppo poi il mare è fondo, vabbè, poi so, nel 2050 ci penseranno, no ragazzi, mica li risolvo tutto io. Come diciamo, interagirebbero, come si rendono compatibili le comunità energetiche con gli attuali distributori o produttori di energia elettrica, perché questi falliscono, si convertono. No, non falliscono, non ti preoccupare che sì, loro ti venderanno il servizio quando piove, quando non c'è il sole, ti daranno il collegamento elettrico e tu lo pagherai, stai tranquillo, non ti preoccupare. Poi c'è la rete ci vale tutta. Scherzate, abbiamo un patrimonio micidiale, ce lo usiamo. Siamo genovesi o no? Grazie. La domanda d'obbligo, perché mancava... No. La rete, certo, mica la cancello, mancheva, come si dice, sono trentino, ma parlo genovese. Bene. Ringrazio Zani per questo stimolante. Sì, adesso conferenza. sapete cosa vuol dire la transizione. Poi tutti quei giornali che scrivono la transizione, poi non dicono neanche lì. Questi sono i numeri. Poi vedremo. Farò il ministro. Vedremo nel 2050, non lo so. Io ho deciso che non sarà difficile, ma comunque la proiezione è attendibile probabilmente.
non so, e io voglio sperare che succeda, che le leggi si adeguino, perché attualmente la burocrazia... Io aspetto che manchi il gas. No, ma ho un'esperienza, purtroppo ho un'esperienza personale. Abbiamo installato, per liberarci dal gas da tutte le fonti, abbiamo installato uno scambiatore di calore, abbiamo installato pannelli solari, abbiamo installato solare termico sul tetto del nostro edificio e abbiamo portato giù alle batterie. Dovevamo elettrificare praticamente il nostro edificio, quindi facendo funzionare ascensore, luce delle scale, luce dei giardini, eccetera, con quello prodotto. L'Enel non ci dà il permesso. Non ci ha dato il permesso, per cui noi abbiamo solo la possibilità di mandarlo nelle batterie. Questo è un assurdo, è un assurdo. Per cui in effetti noi ci scaldiamo senza il problema del gas, abbiamo il riscaldamento 24 ore su 24, abbiamo l'acqua calda sanitaria 24 ore su 24, ma non possiamo usare la nostra energia. In più, i pannelli solari, che devono avere una certa inclinazione per ricevere, sì, quando li abbiamo alzati per avere l'ok, proprio il punto corretto, e che cosa è successo? I vicini dell'altro palazzo ci hanno detto: ci levate un pezzetto di vista, ok? Quindi abbiamo dovuto abbassarli e produciamo un po' di meno. Sì, ma abbiamo fatto così. Va bene. Grazie per tutti e grazie a Gianni per questa bella...